Ciao amici di Die Pro Die, ancora nuovamente qui da Pittulongo, alle mie spalle il mare, l'acqua che è il mio elemento naturale, oserei dire, è stato protagonista e mi ha permesso di portare a termine tantissime imprese. L'acqua è un elemento importante che purtroppo in Africa manca. Durante il mio viaggio scorso in Africa a novembre ho avuto modo di visitare e di documentare anche dei progetti idrici, ossia la costruzione di pozzi e di acquedotti, perché io ce l'ho a un passo qui l'acqua. Lì in Africa purtroppo molte persone per trovare un po' d'acqua devono fare 20 km a piedi e per di più trovano acqua comunque inquinata. Questa lunga camminata aspetta le donne e ai bambini, quindi sono privati i bambini della scuola, dell'insegnamento. Amref c'è e sta portando avanti appunto dei progetti idrici con la costruzione di pozzi. Costruendo un pozzo che cosa succede? Succede che si va a innescare un meccanismo importante, perché con l'acqua si evitano il 50% delle malattie, i bambini non si fanno più 20 km al giorno, ma soprattutto si riesce a coltivare e quindi a produrre qualcosa che poi verrà venduto al mercato. Vendendo al mercato c'è i soldi per mandare i figli a scuola e acquistare appunto i libri. Quindi insomma è un legame in più che ho con Amref e l'elemento acqua. Nairobi è a circa 1600 metri sul livello del mare e il suo clima è temperato, ma uscendo dalla città e proseguendo verso sud, la temperatura comincia a salire e il paesaggio diventa arido. Spariscono i palazzi e per chilometri non si vede anima viva se non fosse per qualcuno sbucato dal nulla che cammina lungo il bordo della strada. Provengono dai tanti villaggi sparsi nell'entroterra, comunità che vivono soprattutto di pastorizia e più raramente di agricoltura. La loro vita è semplice, legata alle tradizioni della tribù di appartenenza e fanno volentieri a meno delle comodità della grande città. Ma c'è qualcosa senza la quale neanche loro possono vivere: l'acqua. Da queste parti non si trova facilmente e soprattutto quella pulita in alcune zone diventa un bene di lusso. Procurare l'acqua è compito delle donne e dei bambini, che sono costretti a camminare per ore prima di raggiungere anche solo un misero rigagnolo. Hi, nice to meet you. I'm James. James. Pleasure to meet you. This tank can hold almost 500 gallons of water, and it feeds 3 villages. More than 1,300 households are benefiting to this water. This water comes from the hills. Oh, yes. And so we have decided to tap this water. Yes. Yeah. So this is now the water intake, as you can see. So we start from that side. As you can see there, Yeah. there used to be a canal. So this intake now collects water, and then it becomes filtered From here. from here, filtered. Yeah, from okay. this now. Okay, okay. And then okay. it goes to the tank when it is clean. Okay. Yeah. In collaborazione con le comunità locali, Amref segue diversi progetti idrici per portare acqua potabile anche nei posti più sperduti. Si occupa di trovare il punto migliore di raccolta o, dove è possibile, scavare un pozzo. Procura i materiali e le analisi chimiche. Ma è la comunità stessa che fornisce la manodopera, forma comitati di gestione e si occupa della manutenzione. This cup can be used by so many children. Yeah. At least if not washing, at least they can just with their fingers wash and make their eyes to clean. prevent Eye infections like trachoma, yeah. conjunctivitis and so forth. In quasi tutti i paesi del mondo è una cosa normale avere l'acqua corrente.
Senza tutto diventerebbe più complicato, persino fare un caffè. Ma averla solo vicino casa, qui comporta una vera e propria rivoluzione. Initially, before we started this well, we used to travel so many kilometers, about 20 kilometers away, to fetch water. We have now clean water. They take shower every morning. When it breaks down, we know how we can repair it. We no longer go to Amref now to do for an assistance. Con l'acqua vicino casa i bambini possono andare a scuola, mentre le madri possono dedicarsi ai figli e ad altre attività più redditizie. Le famiglie hanno la possibilità di coltivare i terreni, dissetare gli animali e quindi mangiare. Inoltre i prodotti coltivati vengono venduti al mercato dando vita a piccole forme di commercio. La rivoluzione blu fino ad oggi ha coinvolto 2500 comunità e più di 1 milione di persone hanno beneficiato dei progetti idrici di Amref. Abbiamo fatto scorrere molte immagini dell'Africa e io direi di ritornare a parlare di questa grande Africa, di questo Amref che tanto sta facendo comunque per il popolo africano. Assolutamente sì, Amref è appunto una organizzazione non governativa africana composta da africani. Il 95% delle persone che operano in Amref è personale specializzato africano, proprio perché l'obiettivo di Amref, oltre a gestire le emergenze, vuole anche creare dello sviluppo, e soltanto tramite gli africani sicuramente con l'aiuto nostro, però si può parlare di sviluppo appunto. Le immagini che stiamo vedendo le vogliamo raccontare? Vogliamo? È un momento bellissimo che possiamo vedere appunto quando ho giocato a pallone con i ragazzi di strada di Nairobi, dove il comune di Olbia ha contribuito acquistando delle maglie di 2 squadre di calcio. Il calcio è molto importante lì in Africa, a Nairobi, ed non è altro che una scusa per Amref far giocare a calcio i ragazzi di strada, per farli entrare a contatto con il centro di Dagoretti, che è il centro di recupero per i ragazzi di strada. Grazie Francesco, io credo che sia arrivato il momento di riprendere gli allenamenti. Assolutamente sì, Capoceraso mi aspetta. Ciao. Ci vediamo. Buon allenamento Francesco.